Eccoci lettori del Messaggero Veneto, oggi siamo da Brando in una delle sedi storiche del tifo bianconero. Siamo venuti un po' a chiedere se sono d'accordo con questo sciopero e cosa pensano di questo momento. Iniziamo da Nevio. Sì. Nevio, tu sei d'accordo su questo sciopero? Che sia un sciopero pacifico, bello, sia calmo, non un disastro, Ci vuole una scusatina, no? Insomma, però non succede niente. Sciopero muti, tutti in campo. Muti, sperando che vincano, noi quella volta esploderemo. Ma sei preoccupato per Un questa po', situazione? sì, un po', non mi piace queste cose. Ma secondo te di chi è colpa? Non sai? Posso dirlo? Non vuoi dirlo? No. Bene, andiamo allora a sentire invece quest'altro signore che si chiama? Renzo mi chiamo. Allora, signor Renzo, mi dica cosa pensa lei di questo sciopero, è d'accordo? Ma io non sono d'accordo con lo sciopero, bisogna impegnarsi e uscirne da questa situazione, perché volontà e passione, ma in ogni cosa fanno la professione, così anche un calciatore deve dare tutto, perché dare tutto vuol dire impegnarsi, e dopo il sciopero cosa serve? Sì, voglio dire. Cioè il pubblico invece doveva sostenere la squadra, secondo lei? Il pubblico, siccome ogni testa è un piccolo mondo, cosa vuole? Sono tante teste, tanti mondi, non è facile amalgamare tutti, questo è il mio punto di vista. Ma lei è preoccupato per questa situazione? Ma no, non sono preoccupato per niente, perché alla fine della fiera è un gioco, o la giochi o resti giocato, questa è la vita. Va bene, allora continuiamo invece, questo signore è preoccupato? Senz'altro sì, cioè non abbiamo problemi di salvarsi, con una squadra così non c'è limite, non è proprio limite. Però se i tifosi vogliono contestare la società, in questo modo non è che facciano il meglio per i giocatori. E lei cosa avrebbe scelto invece? Ma io vado in stadio, sono abbonato del 76, perciò al Friuli, perciò prima andavo al Moretti da 20 anni, perciò sono un vecchio tifoso e vado là per tifare, basta. Quindi lei avrebbe tifato anche domani? Certissimo. Domenica? Certo, Sì. certo. La cosa migliore. Ciao. Io proseguo, intanto vi faccio vedere un po' le pareti di Brando, no? Che sono piene di cimeli. E lei cosa ne pensa di questo sciopero? Allora, piuttosto che succedano violenze, è meglio che stiano zitti In silenzio. in silenzio e non succedono guai una storia dall'altra. Giusto? Giusto. Ma è preoccupato per l'Udinese? Ma ad ogni modo non è che mi tolga né il mangiare né il sonno. A un certo momento si deve pensare alla società di quello che ha fatto e di quello che starà facendo. Ma questi nuovi acquisti le piacciono? Secondo lei possono... Non li conosco, non posso dirle niente. Non è molto contento però, mi pare di capire. Cosa devo dire? A un certo momento guardiamo la classifica e come stiamo giocando, non posso essere contento per niente. Va bene, allora, qui siamo un po' tra lo scettico, un po' tra il fiducioso, insomma da Brando le opinioni sono diverse. La signora invece, anch'io mi dica lei, qualcosa cosa pensa? della nostra splendida squadra, Sì. che non serve cambiare tanti allenatori, bisogna che i nostri giocatori Che siano più attaccati alla maglia, dice lei. Esatto. Ma lei è d'accordo sullo sciopero? Sullo sciopero, ecco, non ne so molto, non so molto di questo sciopero, non posso esprimermi perché non so. Va bene. Comunque insomma l'importante è che diano il tutto per tutto in campo. Questo è quanto, Va bene. perché non serve Allora altro. noi chiudiamo con questa bella signora che si chiama? Liana, Ecco, allora salutiamo il Messaggero certamente Veneto, sono lettori una del socia Messaggero. del Brando. Ok, salutiamo. Dannoni, ciao! Ciao.